Grazie colonnello, e io sono già qua all'interno del nostro ufficio brevetti e anche oggi belle invenzioni, comode, divertenti, utili e soprattutto ingegnose. Tra poco vi presenterò gli inventori che sono anche i realizzatori di queste invenzioni intorno a me, ma prima ci colleghiamo all'esterno con Napoli, dove c'è la nostra Lucia Loffredo in compagnia del professor Vincenzo Lippiello. Il professor Lippiello è dell'Università Federico II di Napoli, ma Napoli non poteva trascurare un elemento fondamentale anche della sua tradizione, che è la pizza. Dice: che c'entra la pizza con le invenzioni? Abbiamo presentato tanti robot nella nostra piazza, ora sembra che lì ne abbiano realizzato uno che fa le pizze. A me sembra curioso, però sentiamo se è vero e come fa questo robot a fare la pizza. Professore, buongiorno. Buongiorno Lucia. Buongiorno Giancarlo. Mi permetta di presentarle Rodiman, il robot che abbiamo costruito qui all'Università Federico II di Napoli, nel laboratorio Prisma. L'abbiamo costruito per confrontarci con un'operazione molto complicata per i robot, cioè manipolare, lavorare oggetti deformabili. Ora lo vedete impegnato in un'operazione molto particolare, sta cercando di imparare dai più grandi maestri pizzaioli napoletani l'arte della pizza, proprio nella produzione, diciamo, di questo alimento prelibato qui a Napoli. E come ci riesce? Ci riesce grazie a una serie di sensori di cui, diciamo, è stato dotato, telecamere particolarmente sofisticate, un sistema in grado di misurare le distanze, un sistema in grado di misurare delle forze. E grazie, diciamo, a questi sensori lui può riuscire a operare, diciamo, a realizzare queste operazioni così complicate. Giancarlo, come vedi, lui sta cercando di preparare questa pizza. Il professor Lippiello però ci ha detto che Rodiman può essere utilizzato in tantissimi altri ambiti. Quali sono? Ce ne sono tanti, ne faccio alcuni esempi. Pensiamo ad esempio alla raccolta degli ortaggi delle verdure in campagna, un'operazione molto delicata, molto particolare. Pensiamo ad esempio all'industria calzaturiera, l'applicare, diciamo, i pellami sulle tomaie è un'operazione estremamente complessa che solo gli uomini attualmente riescono a fare. Pensiamo anche alla robotica chirurgica. Attualmente i robot esistono nelle sale operatorie, anche se in misura limitata, e sono un'estensione in questo momento del braccio del chirurgo. Noi vorremmo che questi robot contribuiscano in modo più attivo, ad esempio con una sutura automatica, con un taglio automatico, quindi contribuendo in modo attivo. Possiamo anche pensare a operazioni un po' più semplici, diciamo, magari più familiari, un bel taglio di una bistecca a tavola. Bene Giancarlo, allora la pizza è quasi pronta, noi chiaramente ti invitiamo a venire a mangiarla qui. Io ringrazio il nostro maestro, grazie al professor Lippiello e ti restituisco la linea. Molto bene, grazie Lucia Loffredo, grazie al professor Lippiello, e speriamo che questa tecnologia, oltre alla pizza, come diceva, venga utilizzata anche in medicina e in altre utili applicazioni. Allora vi presento gli inventori